Al Piccardo di Borzoli va di scena il big match tra Sestrese e Albisole, gara valevole per la 23esima giornata del campionato di promozione girone A. Si sfidano terza contro prima, Sestrese alla ricerca della vittoria per avvicinarsi alla Praese seconda, ospiti invece per allungare proprio sulla Praese e sulla Sestrese, scappare via più 7 sulla seconda e continuare l'incredibile striscia di imbattibilità che li ha visti pareggiare solo 5 gare in 28 partite durante tutto l'arco di stagione. Al 10° minuto Repetto sfiora l'Eurogol con una gran conclusione al volo della distanza e respinta solamente dalla traversa. Ancora Repetto pochi minuti più tardi entra in area e calcia da eccellente posizione, mancando però incredibilmente il bersaglio. Alla mezz'ora Maccagno sfiora la rete, pallone di poco però alto. Ancora Repetto, il più attivo dei Verdestellati, che si vede parare da Pastorino alla conclusione al 34esimo e pochi secondi più tardi, ancora sul traversone di Agostino, è Repetto a staccare di testa la rete del vantaggio sestrese. Gol però annullato per posizione di offside dal direttore di gara Verdoia con l'assistenza di Grotti. Rimangono ancora parecchi dubbi sull'effettiva posizione di partenza del numero 7 verde stellato. Al tramonto, la prima frazione di gioco, Baricone colpisce di testa però alto. La Sestrese chiude in avanti ma senza trovare la rete e il direttore di gara Verdoia manda tutti negli spogliatoi. La ripresa si apre nuovamente con i padroni di casa in avanti. Al 48esimo Agostini combina con Repetto e calcia d'ottima posizione però fuori. Al 58esimo i verdestellati la sbloccano sul cross di Scalzi, traverso, stacca più in alto di tutti e indirizza in porta la rete del meritato vantaggio di casa e il suo 11° centro stagionale per il Bomber in maglia 9. La punizione poi di Maccagno pochi minuti più tardi finisce altissima, mentre al 65esimo si scatenano le proteste alla panchina di casa per un possibile cartellino rosso per il fallo di Chiarlone su Scalzi, che però per il direttore di gara viene ritenuto regolare e lascia proseguire il gioco. A un quarto d'ora dalla fine, Kuka sfonda a destra e crossa. Diana, porta sguarnita, colpisce clamorosamente il palo. All'84esimo gli ospiti la pareggiano con il inoltrato Kuka che riesce con grande determinazione a calciare da terra e trovare la deviazione di Andreoni che spiazza completamente Galletti. Festeggia così la sua quarta gioia stagionale il giovane attaccante classe 2004. La Sestrese nel finale ha 2 occasioni per vincerla. Prima Galatolo sul tocco di Bruzzone apre eccessivamente il piatto calciando a lato e poi in pieno recupero Andreoni dal limite colpisce male col pallone che sorvola la traversa. E dopo 4 minuti di recupero Verdoia fischia 3 volte. Al Piccardo, Sestrese e Albisole si dividono la posta in gioco. Le posizioni in classifica rimangono invariate, ma entrambe perdono punti nella corsa al titolo con la Praese, che infatti sale a quota -2 dall'Albisole e +8 sulla Sestrese, ma con una partita in più giocata.